Cari telespettatori, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata di Ipersport, la nostra rubrica sportiva della Tenda TV. Come vedrete questa sera parliamo di uno sport di cui non abbiamo mai parlato, uno sport che comunque ha grande seguito anche qui nella nostra provincia di Treviso, è il calcio a 5 e l'inquadratura vi mostra già i nostri ospiti, sono tre portacolori della Miti Vicinalis Calcio a 5 di Vazzola, una squadra di quelle che va per la maggiore, anzi mi verrebbe da dire che in sinistra Piave è la squadra di più alta categoria, quella prima squadra, è corretto? Nella provincia di Treviso. In sinistra Piave della provincia di Treviso. Sì. Stiamo parlando quindi della squadra più importante della sinistra Piave trevigiana. Allora, dalla mia sinistra abbiamo il direttore sportivo adesso per brevità la chiamerò Vicinalis, non me ne voglia lo sponsor Miti, lo ridiremo, ma insomma non faccio tutte le volte tutto il nome lungo. Allora, il direttore sportivo della Vicinalis, Gian Domenico Rui. Buonasera. Alla sua sinistra il presidente Loris Masini. Buonasera. E alla sua sinistra Alberto Denardi, un dirigente della società. Buonasera. Allora, per parlare con i nostri telespettatori che non sono tutti avvezzi di tutti gli sport, cerchiamo in breve anche di spiegare cos'è questo calcio a 5, perché il calcio riempie la televisione, ma il calcio a 5 è un po' meno. Allora, Presidente, in due parole, il calcio a 5, voglio dire, è semplice, lo dice la parola, si gioca in 5, ma nella sostanza, diciamo subito intanto che non si gioca nei campi sportivi, ma in palestra. Sì. Si gioca in palazzetti, appunto, al coperto. Ok, e dal punto di vista diciamo regolamentare non sono tempi da 45 minuti, è tutto un po' diverso, no? Sì, è un po' diverso, in base alle categorie cambia anche il minutaggio, logicamente. Ok. C'è un minutaggio... Per esempio la prima squadra? La prima squadra va a tempi, dipende appunto dalla categoria, però sulla nostra categoria c'è un tempo effettivo di 20 minuti per tempo. E i tempi sono? Di 20 minuti appunto, sì, no, due tempi, esatto. Cioè praticamente, allora diciamolo subito, voi la prima squadra vostra è in Serie B, per esempio la Serie A ha tempi diversi? O scendendo cambiano i tempi? No, scendendo cambiano i tempi. Tipo esatto. In Serie C quanto sono i tempi? Che vanno da mezz'ora, però tempo effettivo. Ah, ok. È curiosa questa cosa che cambiando categoria cambiano anche, diciamo, le regole del gioco, non è per tutti. Ma no, cambia solo il minutaggio, le regole sono uguali per tutti. Ok. E domanda da profano, visto che stiamo parlando di come funziona il calcio a 5, i cambi sono come nel basket, dentro e fuori, oppure come nel calcio che una volta che sei fuori sei fuori? No, come il basket appunto, okay. Sei dentro o fuori. E quindi mi dicevate prima 5 in campo e 7 fuori per 12 a lista ogni partita. Esatto. Ok. Bene, dal punto di vista, diciamo, è giusto ricordare anche che il calcio a 5, che qualcuno erroneamente, come me, fino a mezz'ora fa chiamava calcetto, va definito calcio a 5, fa parte della Federcalcio, giusto? È una parte della Federcalcio, no? A tutti gli effetti. Sì, esattamente. Ma esiste anche una nazionale dei campionati certamente, alti? Sì, certamente, ho capito. Sì. Beh, allora, visto che stiamo parlando, allora in Serie A, intanto definiamo le categorie. Serie A è unica, poi ci sono 3 gironi di Serie A2, giusto? Ok. E poi la Serie B di cui fate parte voi, che quanti gironi ha? 8 gironi. 8 gironi. Poi si scende in Serie C. In C. E si passa all'ambito regionale. Quindi, ok, i primi fino alla B sono campionati nazionali. Esatto. C1 regionale, poi C2 sempre regionale, dilettanti sempre regionale. Ok, queste sono le 6 categorie, A, A2, B, C1, C2, 6 categorie di prime squadre, poi ci sono le varie categorie giovanili che sono ovviamente in base all'età e sono precisamente under 19. No, poi c'è l'under 21. C'è l'under 21, noi abbiamo l'obbligo, essendo in nazionale, Serie B nazionale, di avere l'under 19 nazionale appunto. Ok. Poi però puoi avere sia l'under 21, poi scendi in base alle annate che hai a disposizione e che stai facendo crescere nel settore giovanile. Abbiamo poi, dopo l'under 19 abbiamo l'under 17, l'under 15, l'under 12 e l'under 10. Ho capito. In pratica, che sarebbero più o meno dopo i primi calci. Sì, ho capito. E visto che stiamo parlando di categorie alte, allora mi pare che ci sia una squadra trevigiana in Serie A
che è di Dosson, giusto? Esatto. Ok, e poi venendo in giù di categoria, quali altre trevigiane ci sono? C'è il Villorba in Serie A2, Villorba in A2. l'Alta Marca e il Nervesa in Serie B, ma non nel nostro girone. Aspetta, Alta Marca sarebbe di? Maser. Ah, di Maser, ok. Sì, l'Alta Marca sia nel nostro girone, mentre il Nervesa... Sì, scusa, l'Alta Marca nel nostro ok, girone. quindi Alta Marca, Nervesa e Vicinalis sono in B. Serie B, sì, ok, esatto. ok. E come detto prima, quindi essendo Alta Marca di Maser, Nervesa di Nervesa e Dosson vicino a Treviso, in sinistra Piave il Vicinalis è la squadra più importante. E partecipare a un campionato di Serie B significa avere, intanto cominciamo dalle trasferte fino a dove? E noi quest'anno andiamo il punto più distante a Corinaldo, che è Alcona, nelle Marche, Però. Fano, Nonostante tutti gli 8 gironi ci sono trasferte... Cesena, Faenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Beh, si viaggia un po'. E si gioca di che giorno della settimana? Di sabato. Di sabato sera o pomeriggio? Sabato pomeriggio, prevalentemente alle 16, noi giochiamo alle 16 in casa. Ok. Si può giocare alle 15 o alle 17 a seconda della decisione delle altre Ho squadre. capito. Comunque affrontare una trasferta per giocare tipo alle 15 a Ancona è impegnativo, cioè nel senso... La settimana scorsa per giocare alle 15 a Modena siamo partiti alle 9, siamo rientrati alle 8:30. Sì, certo, un bel impegno. E dal punto di vista organizzativo, affrontare una Serie B, diciamo logisticamente, quanto impegno serve, quante persone, quanti soldi mi verrebbe da dire servono per gestire un campionato? Ma diciamo che è impegnativo, sì, soprattutto anche perché non è il nostro lavoro, Immagino, diciamo, sì. è un bel passatempo, diciamo, che è diventato un secondo lavoro, Immagino. diciamo una passione che è diventata un secondo lavoro, soprattutto quando si cominciano a scalare i campionati, appunto, e si va in un campionato che è già abbastanza importante per un paese, per un comune come Vazzola, avere una squadra di futsal in Serie B. È stata la vostra massima categoria, la Serie B? Diciamo di sì, di sì. Siamo, in pratica questo è il 4º anno che facciamo di Serie B nazionale e siamo cresciuti molto anche come settore giovanile, speriamo. Il salto potenziale in A2 comporterebbe che tipo di aumento, di impegno per la società? Come impegno diciamo che è già un impegno già questo abbastanza grande, sia di persone, soprattutto di persone, perché se non hai persone che lavorano dello staff dietro le quinte non puoi fare quello che stai facendo. Ma per capirci, essendo 3 gironi la Serie A2, che trasferte ci sarebbero? Beh, ecco, l'A2 tipo il Villorba fino all'anno scorso ne aveva 3 sarde anche nel girone, quest'anno mi sembra che ne abbia 2, però appunto va da Aosta a... tutto il nord Italia, l'Emilia Romagna, la Liguria e la Sardegna. E Sardegna. Sì, quindi dal punto di vista almeno delle trasferte sarebbe molto più oneroso, penso, scalare di categoria. Sì. Ditemi una cosa, invece per quanto riguarda la rosa, ho letto qualche volta nomi di brasiliani o stranieri. È una prassi anche in Serie B o è solo un problema, una questione di Serie A, quella di avere stranieri, diciamo? Voi ne avete? Sì, facciamo una prassi non in tutte le società, comunque. Ma e quindi sono si diceva dei semiprofessionisti praticamente questi giocatori qua. E in genere questi sono giocatori nati e cresciuti nel futsal. Adesso uso questo termine perché è l'altro modo per definire il calcio a 5, o magari qualcuno che arriva anche dal calcio. C'è questo e quello. C'è questo e quello, ok. E diciamo quelli che arrivano, gli stranieri per capirci, arrivano dal calcio o arrivano dal futsal generalmente. Ok. E anche nel futsal come nel calcio a 11 il Brasile è la terra più... In Brasile e nei paesi iberici il settore giovanile è fatto solo col futsal, anche per il calcio a 11. Ok, e quindi fino ai 14 anni fanno solo futsal. Ho capito. Invece mi dicevate prima di andare in onda di una caratteristica un po' particolare per quanto riguarda, diciamo, la nazionalità dei giocatori. Spiegaci un po' com'è il discorso. Sì, il regolamento prevede che nella rosa, nella distinta che si presenta alla partita, di 12 giocatori, al massimo 4 possono essere non formati in Italia. Ok, c'è questo concetto dell'essere formati in Italia. Insomma. Il formato in Italia deve essere stato iscritto alla FIGC prima di una certa età
degli Cioè 11 12 anni, anni. 11-12 anni, o essere stato per la prima volta iscritto in Italia e non all'estero, mai formato all'estero, sempre in età giovanile. Ho capito. Anche se può essere cittadino italiano o italiano a tutti gli Quindi effetti. paradossalmente si diceva ci può essere qualche adulto italiano, cittadino italiano, che risulta tra virgolette straniero per la nazionale, per capirci. O comunque... No, al contrario, può esserci un giocatore non formato in Italia che può essere selezionato per la nazionale. Ah, ok, ho capito. Vabbè, quindi è una cosa un po' particolare anche questa del futsal. Dal punto di vista, diciamo, della partecipazione anche della gente, il futsal com'è? Voglio dire, una Serie A, quanta gente porta nei palazzetti? È la capienza del palazzetto generalmente. Ah, quindi si riempie? Sì, si riempie. Okay. Hai anche un obbligo, diciamo, di avere un palazzetto attrezzato, sì, che ha un certo numero di capienze. Tipo, per capirci, a Dosson dov'è che giocano? Giocano a Dosson, però anche lì hanno dovuto un po' sistemare un po' le tribune perché devono avere un minimo di 500 posti a sedere. Ah, ok. Quindi sì, dopo sì, non tutti hanno la fortuna o la possibilità di giocare in palazzetti. Noi fortunatamente a Vazzola abbiamo un bel palazzetto e sì, non ha una capienza di 500 persone. Beh, per la Serie A ci penseremo allora. Però sì, quello ci penseremo un domani magari. No, anche perché ci sono squadre che, come diceva il Presidente, che non hanno la capienza per poter giocare, quindi devono spostarsi in altri palazzetti che la federazione ritiene, diciamo, sufficienti per poter affrontare il campionato. Quindi sarebbe un problema in più, dovesse spostare pure per le gare interne. Sì. Invece leggevo, mi pare che fosse l'anno scorso, che addirittura una squadra che aveva vinto lo scudetto l'anno prima, la Luparense, mi viene in mente, lo so perché seguendo il calcio a 11 ho scoperto che il presidente era lo stesso della squadra 11, ecco, e ha vinto lo scudetto, l'anno dopo è arrivato ai playoff, ha vinto la Supercoppa e poi ha sciolto la squadra. Sì. E questa, adesso non vorrei entrare nel merito, ma è una questione che è successa una volta o ci sono casi di società che vanno e vengono così facilmente? E il motivo? Il motivo sarà economico probabilmente. Sì, sarà la maggior parte sempre un motivo economico. In questo caso della Luparense non penso sia stato economico, ma sia stata una scelta appunto del Presidente di optare per il calcio a 11. Sì, questo l'avevamo veduto anche perché così, il settore giovanile mi sembra che sia rimasto. Sì, quindi, avevo letto anch'io che appunto... Esatto, però ogni anno, a differenza del calcio a 11, c'è più, diciamo, tendenza appunto penso per una questione economica di non iscrivere la squadra all'ultimo minuto magari, e purtroppo sì, può capitare perché appunto tenere certe categorie, magari certi livelli, c'è un costo. È impegnativo, sì. Tutte le società, penso, noi sicuramente viviamo di sponsor, certo. E quindi appunto ringraziamo quelli perché senza di loro non vai tanto avanti, insomma. Bene, allora adesso ci siamo un po' ingolositi, cominciamo a vedere, abbiamo qualche immagine di una partita del Miti Vicinalis e vediamo un po' di cosa si tratta.
Bene, abbiamo visto queste immagini del Miti Vicinalis in azione. Allora, Presidente, facciamo un attimo un passo indietro e andiamo a ricordare quando è nata questa società, che intanto un complimento a questa società che, a differenza di quasi tutte le altre, o comunque molte altre, non ha fatto fusioni, controfusioni. Questa è una società che è nata così e rimane in salute ancora oggi. Allora, quando è nato il Miti Vicinalis? Allora, diciamo che è nata come Vicinalis nel 2003, diciamo, da un gruppo di amici che ormai erano arrivati dopo, a fine carriera, diciamo, e abbiamo impostato la prima squadra di calcio a 5. Ma a fine carriera del calcio allora? Sì, no, calcio e calcio a 5. Ah, ok. C'era chi arrivava dal calcio a 5 e chi arrivava dal calcio a 11 in pratica, okay. Però... Compreso il Presidente? Sì, compreso il sottoscritto, okay. compreso il sottoscritto. Ma calcio a 5 o calcio a 11? No, io sono nato nel calcio a 11 per poi traslocare nel calcio a 5, quindi... E siamo andati appunto nel 2003 e da là è partito un po' tutta l'escalation. Abbiamo sempre avuto squadre abbastanza titolate, diciamo, abbiamo fatto parecchie finali, ci siamo presi tante piccole soddisfazioni, diciamo. Sì. E basta, da lì poi è nato l'esigenza, cioè o la voglia, l'ambizione di creare anche un settore giovanile. Okay. E da 6 anni a questa parte abbiamo questo settore giovanile. Siamo partiti con una squadra per poi averne 2 e adesso si sta diffondendo col passaparola. Sì. Adesso, voglio dire, mi avete detto prima anche che siete obbligati a averlo avendo la prima squadra di alta categoria, quindi diciamo, avete fatto anche di necessità virtù, nel senso che salendo con la prima squadra... È giusto che sia così, all'inizio magari non è presa come volontà, magari perché appunto è un impegno, ci vogliono appunto, però se è una società che vuol crescere tutto quanto, secondo me è la strada che... Ma attualmente nella prima squadra di quest'anno quanti provengono dal vostro, diciamo, vivaio? Diciamo che cominciamo adesso a raccogliere i frutti, diciamo già da 1 anno o 2 che raccogliamo i nostri frutti. Speriamo che un domani avere una squadra... certo. Avrebbe anche un costo inferiore probabilmente. Anche per quello, diciamo, anche per quello. Certo. Anche oltre alla soddisfazione, immagino. Soprattutto quello. Certo. Soprattutto. E allora... giustamente devo chiedere al direttore sportivo, che è quello che in genere sulla graticola quando la prima squadra va male, poi quando va bene sono tutti contenti, quando va male il problema è l'allenatore, di solito il direttore sportivo. Allora, quest'anno come sta andando questo campionato di B? Siamo partiti da 3 partite, abbiamo fatto 2 vittorie in trasferta. Ho letto questa cosa qua. E una sconfitta in casa. E come si spiega questa imbattibilità fuori e questa... A parte che in casa ne avete giocata solo una. Sì, ne abbiamo giocata una, sicuramente il livello della squadra che abbiamo incontrato in casa era più forte di quelle che almeno contro di noi, cioè quelle che abbiamo trovato. Vediamo nel proseguo. Non c'è una spiegazione, insomma, non è che è una squadra fatta per vincere fuori. Diciamo che la partita in casa era sentita, era una squadra che conoscevamo, mentre le partite che abbiamo fatto fuori erano squadre sconosciute, nonostante quella di sabato fosse una squadra titolata a essere una delle migliori del girone. E che era? Il Cavezzo, e cioè in provincia di Modena. A Modena, sì, come avete detto. E obiettivo stagionale? Obiettivo noi generalmente teniamo un profilo basso, dunque parliamo di salvezza. Ditemi una cosa, e c'è come nelle categorie, diciamo, dilettantistiche del calcio 11, play-off, play-out? Ok. Quindi... C'è una squadra che vince il campionato, dalla seconda alla quinta vanno i play-off, di cui poi una salirà in categoria superiore, e c'è una retrocessione e la penultima fa i play-out. Ah, la penultima con un altro girone? Con gli altri gironi. Una partita secca o...? Dipende, quest'anno non ho ancora visto, perché ad esempio i play-off quest'anno ne passerà una su 8 gironi. Dunque ci sarà un play-off a 4 squadre che poi diventeranno a 8 squadre. Ho capito. Comunque negli ultimi, come diceva il Presidente, siccome questo è il 4º anno facciamo Serie B nazionale, negli ultimi 3 anni noi partiamo sempre con l'obiettivo basso di salvarsi, però negli ultimi 3 anni ci hanno entrati tutti i 3 anni in playoff, quindi per noi questa è già una bella quindi anche per scaramanzia bisogna dire che si rispetto anche a altre squadre titolate che hanno speso magari molti più soldi di noi, che non sono mai riusciti a entrare, questa per noi è già una soddisfazione. Immagino assolutamente. E dal punto di vista delle categorie giovanili c'è qualche squadra
chiedo al DS qualche squadra. Abbiamo avuto i ragazzi under 12 che sono andati in finale nazionale under 8, sono arrivati, non ricordo se quarti o quinti, mi sembra quarti. Abbiamo avuto gli under 17 che hanno fatto una buona annata. Quest'anno hanno appena incominciato, si stanno comportando abbastanza bene. Avete 6 squadre? Se non abbiamo 6 squadre, compreso la prima squadra, e l'Under 19 nazionale, perché c'è la regionale e la nazionale. Il nazionale vuol dire trasferte fino? No, in realtà il girone è abbastanza vicino, siamo nel Trevigiano, provincia di Venezia, qualcosa a Belluno, però il livello è più alto di quello regionale. Sono i ragazzi dell'Under 17, Under 15, gli esordienti che sono gli Under 12 e i ragazzi dell'Under 10. Ecco, allora mi avete detto che giocate in casa, siete di Vassola, avete il palazzetto a Vassola, il palazzetto mi dicevate prima che però non è a vostra esclusiva disposizione. No. Quindi dovete condividerlo anche con altre società del paese, immagino. Sì. E questo cosa vi comporta dal punto di vista degli allenamenti? Immagino di dover spostarvi per gli allenamenti e quindi quante palestre dovete occupare? Adesso stiamo occupando 3 palestre, la prima squadra e gli Under 19 in parte si allenano solo sul palazzetto di Vassola, se no andiamo in un comune vicino a San Polo e in una frazione del paese di Vassola, a Tezze. Ho capito. Con i piccoli. E la prima squadra, per capirci, per giocare una Serie B quante volte si allena alla settimana? 3 volte a settimana. 3 volte a settimana? Fanno più 2 ore 3 volte a settimana più la partita. Però. Poi i ragazzi, quelli che non, diciamo che non lavorano, fanno qualcosa di differenziato a necessità, la mattina, palestra. Perché comunque alla sera l'allenamento? Sì, è sempre la sera dopo le 8 perché abbiamo gente che lavora. Ok. E ovviamente invece le categorie giovanili faranno come gli altri sport al pomeriggio. Pomeriggio, diciamo che più grandi sono, più spostati in avanti sono, gli Under 19 e venerdì si allenano la sera, ad esempio. Ho capito. E come numero di tesserati complessivo? Quest'anno siamo sui 110, tra l'altro credo una 70ina del comune. Sì. Che è una cosa, un motivo d'orgoglio da parte nostra. Sarete forse la società con più sportivi di Vassola, immagino? Adesso come adesso, sì. Ho capito. E gli altri da dove arrivano? Esclusi quelli della prima squadra che immagino arrivino un po' da... Beh, dal Coneglianese, Susegana, San Bendamiano, comuni attorno. Avevamo anche dei ragazzi da Vittorio, ma abbiamo difficoltà anche col trasporto. Ecco, una cosa che mi incuriosiva un po', perché abbiamo parlato appunto dei nomi delle società, Dosson, Maser, Nervesa, Vassola, perché nelle città un po' più grosse, nei capoluoghi, non ci sono le squadre di calcio a 5? C'è una spiegazione o è un caso? Ma in realtà ci sono, solo che sono a categoria inferiore. Beh, il Vittorio onestamente non lo so. No, non ce n'è. No. Però c'è il Ponte delle Alpi. Nell'amatoriale sicuramente il Vittorio c'è. Sì, amatoriale c'è sicuro. Sì. Beh, una soddisfazione era una cosa maggiore, perché insomma, perché di solito sono le squadre delle città grosse, non dico Vittorio, ma città grosse che sono superiori, invece qua stanno sotto e immagino che sia anche questo un motivo di... Ma anche nelle categorie superiori. Perché nel Luparense comunque non è una città grossa, c'è il Pesaro che ha vinto Pescara, cioè il Milano, il Roma, non è che ci sono. Sì. Beh, è curiosa questa cosa, anche perché comunque mi sembra che negli anni il seguito del calcio a 5, voglio dire, io sono tanti anni che scrivo di sport, ho scritto anche, collaboravo a giornali in cui scrivevamo di calcio a 5, c'erano meno squadre di oggi, mi pare che stiano crescendo, no? Quindi crescerà anche l'interesse e ciò nonostante appunto le società dei piccoli comuni riescono ad emergere, e questa è una bellissima cosa. E per gestire 110 tesserati, Presidente, quante persone vi danno una mano? Ma non sono mai troppe, diciamo. Questo lo immagino, ma più o meno? Diciamo che siamo intorno dai 20 ai 25 persone tra allenatori, magazziniere, segretaria. Direttore sportivo, accompagnatori, eccetera. Anche perché dopo con le trasferte bisogna portarle in giro. Sì, diciamo che fortunatamente abbiamo dei bravi genitori che fino a una certa categoria... Quelli bisogna sempre ringraziarli a prescindere. No, quelli sempre, soprattutto se li seguono e tutto. Logicamente poi abbiamo un mezzo di trasporto col pulmino e cerchiamo, come la prima squadra che si muove col pullman, quest'anno appunto ho visto le trasferte lunghe,
e appunto va seguito perché al sabato e alla domenica si muovono appunto 6 squadre e quindi ci vuole una bella organizzazione. Un bel esercito. E dal punto di vista dell'attenzione del paese di Vazzola con tutti questi giocatori, vi sentite il calore del paese? Oppure sì. Diciamo di sì, non siamo partiti un po' in sordina, diciamo vabbè, gli anni passati, adesso è una categoria appunto abbastanza importante, penso per noi importante perché è il massimo risultato, però per un paese appunto come dicevo prima di Vazzola, per Vazzola una serie binazionale insomma è importante. Anche perché il palazzetto si vede che negli ultimi 2 o 3 anni ha preso molto più piedi anche dal punto di vista di pubblico presente, cioè le partite è quasi sempre pieno. Giustamente come squadre ospitanti, adesso quest'anno ci hanno messo su un girone che parte dalle Marche e viene fin su da noi, c'è poca gente in trasferta che viene a vedere la partita, mentre l'anno scorso con un altro girone che eravamo con Pordenone, Prata eccetera eccetera, ci vede anche gente ospita che veniva a vedere le partite essendo trasferte non molto lunghe. Ma e voi avete anche qualche tifoso che vi segue in trasferta oppure quelli che stanno in pullman insomma? Esatto, c'è lo spazio. Ancora il pullman dei tifosi non siamo ancora arrivati a organizzarlo. No. Consideri che non c'è un biglietto per vedere la partita, Un pulmino di tifosi è stato organizzato nei primi 2 anni che sono andati in playoff, che praticamente sono andati a giocare una volta in provincia di Torino e un'altra volta in provincia di Cuneo, partiti a mattina e tornati a sera. Non è che potevano permettersi di mandare via non i tifosi ma neanche i giocatori a dormire fuori, partivano a mattina e tornavano a sera. Non male. Con le risorse che abbiamo è già un bel risultato. Si diceva non c'è biglietto d'ingresso, ma è una cosa della Serie B o anche in Serie A è così? No, dipende qualcuno, dalle società. Adesso io quest'anno al momento nessuno ho visto che ha fatto pagare il biglietto. Negli anni scorsi è successo una squadra 2 in tutto il girone, ma generalmente non c'è. Adesso non me ne vogliano quelli che mi sentono in TV di altri sport, ma in particolare del calcio dilettantistico, ma si vedono categorie, persino la più bassa, il calcio maschile a 11 che si paga il biglietto. Sì, anche ai tornei si paga il biglietto. Ecco, appunto, quindi a una Serie B, voglio dire, noi promuoviamo il nostro sport. Giusto, bravi, indubbiamente sono d'accordo. Invece una domanda per Alberto, un vittoriese a Vazzola? No, vittoriese a Vazzola perché il mio percorso, diciamo, sono sempre stato simpatizzante del calcio 5 perché mi piace, ma il tutto è nato perché all'inizio, come diceva il Presidente prima, nel 2003 è nata la società e dopo 2 o 3 anni che è andato ad allenare la squadra che all'epoca era ancora amatoriale, c'era Paolo Della Colletta che era da Vittorio Veneto, quindi siccome io ero molto amico di lui mi diceva dai Alberto vieni giù a vedere le partite, se vuoi darmi una mano e tutto, e da là quindi è nato, mi ricordo. E quindi per questo, dopo io ho sempre seguito il calcio 5, ma dopo conosco Loris anche per altri motivi e quindi sono un simpatizzante e quello che riesco a fare volentieri. Certo. E dal punto di vista diciamo dell'amministrazione comunale immagino che abbiate un rapporto buono visto il tempo. Sì, diciamo più... A parte che in TV non può dire il contrario, Presidente. No, beh, appunto, diciamo discreto, anche perché logicamente non è facile neanche da parte della vecchia amministrazione, perché da quest'anno appunto c'è una nuova amministrazione. Siete la società sportiva più importante. Sì, quello ci salva abbastanza con il numero più alto di tesserati sicuramente e anche con la categoria più alta, però purtroppo bisogna mettersi anche nei panni del comune, avendo un palazzetto unico, essendoci giustamente tante attività. Immagino che sarà difficile. È difficile da gestire, speriamo che in futuro, ma mi sembra che ci sia già qualcosa in atto, di avere un altro piccolo palazzetto per gestire magari le squadre giovanili o qualcos'altro. O almeno gli allenamenti, insomma, senza dover... Esatto. Per evitare lo spostarsi in immagino, altri comuni. In altri comuni, però ben venga, insomma. E dal punto di vista delle sponsorizzazioni siete abbastanza soddisfatti? Beh, se ce ne fossero di più sarebbe sempre meglio, ovviamente. Sì, beh, sicuramente. Ma ne avete qualcuno, a parte i miti che vi dà anche il nome, ma avete altri grossi oppure tanti piccoli? Perché sono tante filosofie diverse. Tanti piccoli, logicamente che fosse da una parte anche meglio,
però magari siamo qui a chiedere magari un aiuto in più magari da qualcuno del comune, da qualche azienda del comune, che magari noi abbiamo lo sponsor principale che non è del comune. Sì, è un po' un paradosso. Però è brava gente che ha capito, ci sta dando una mano, sta sponsorizzando. È un nome anche che porta bene, voglio dire. Perché... sì, sembra, infatti tanti non capiscono, sembra che sia più una... Infatti, un motto. Sì, esatto, e così comunque hanno capito molto e stanno valorizzando molto anche loro il settore giovanile, e quindi fortunatamente adesso sì, siamo contenti, stiamo lavorando anche sui social, anche lì per promuovere, per farli conoscere. E dal punto di vista, diciamo, mediatico, il calcio a 5 secondo voi è seguito per quel che merita? Ovviamente la Tenda TV lo sta seguendo, quindi noi siamo bravi, ma lo dico ridendo, ma secondo voi, secondo me no, non è seguito per quel che merita? No, esatto, diciamo che ci sono sport che nessuno conosce, magari fanno un trafiletto più grande del nostro al lunedì o alla domenica magari sul giornale, quando in altre, non dico proprio in regione, ma anche in provincia, tipo a Belluno, dedicano alla squadra che è in Serie B come noi 2 pagine di giornale. Noi tante volte facciamo fatica a trovare anche il risultato. E dispiace, anche perché ormai è uno sport che ha preso piede e ha parecchi tesserati. Mi sembra che il Veneto sia il secondo o il terzo addirittura in Italia con più numero di tesserati di calcio a 5 tra l'amatoriale però. Tornando alla vostra prima squadra, quanti sono i cittadini di Vazzola in prima squadra, se lo sapete, insomma, perché è una domanda un po' così a trabocchetto, cioè qualcuno o la maggioranza? Bene, abbiamo 4 in prima squadra, però sono anche dell'Under 19 che noi, in base ai meriti o in base a, diciamo, al periodo magari come si può dire, di forma o di crescita, li spostiamo, magari li portiamo. Però abbiamo già avuto qualche soddisfazione che insomma c'è qualcuno già in pianta stabile in prima squadra. Bene, penso che sia. Sì. Anche quello, penso che per i giocatori del settore giovanile quello dovrebbe essere l'obiettivo, insomma, puntare alla prima squadra. Puntare alla prima squadra. La loro nazionale è la prima squadra del Vicinalis. Bravissimo. Vediamo qualche altra immagine sempre dalle partite del Vicinalis. Allora abbiamo visto queste altre immagini e il DS mi spiegava che si trattava della Coppa di divisione. Spieghiamo di cosa si trattava, perché stavate giocando contro una squadra di Serie A. Sì, esatto. La federazione da un paio d'anni organizza questa Coppa che dà l'opportunità alle squadre minori come noi di avere come ospiti delle squadre titolate, in questo caso era il Came di Serie A, che vanno a giocare nei palazzetti. E quindi un'occasione per crescere. Per promuovere lo sport, per dare soddisfazione al pubblico. E com'è andata, detto tra noi sottovoce? Il risultato adesso me ne vergogno, ma non me lo ricordo, non so se era 5-3 o 4-2. Perso 5-3. Insomma il 5-3 è onorevole, dai, come sconfitta. Sì, abbiamo fatto una bella partita. Una cosa che non abbiamo detto, ma i risultati, i punteggi delle partite sono con tanti gol o ci sono anche degli 0-0, voglio dire? O sono rarissimi? I 0-0 sono rari. Noi quest'anno 4-2, 2-4, 4-1, dunque non abbiamo avuto risultati. Sì, non goleade, insomma. Non goleade. Ho capito. Ci sono anche quel tipo di... soprattutto nei settori giovanili. Certo, anche nel calcio 11. Allora, a proposito di questo, Presidente, il calcio 11 o il DS, insomma, chi mi vuole rispondere,
calcio a 11 e calcio a 5, c'è una porta, c'è un pallone, ma sono due sport diversi, no? Sì. Diciamolo, cioè nella sostanza mi dicevate che è più facile passare dal calcio a 5 al calcio a 11 che non viceversa, no? Sì. Cioè, spieghiamo questa cosa, cioè nel senso, se uno arriva dal calcio a 11 non è che magari uno bravo al calcio a 11 deve un po' immedesimarsi in questo nuovo sport, no? Fa fatica. Fa fatica per spazi, fa fatica per ritmo, sì, fa fatica perché nel calcio a 5 c'è una rotazione continua dei giocatori, certo, mentre nel calcio a 11 non c'è. Certo. Tutti sono coinvolti nella manovra della squadra, non ci sono tempi morti. Sì. E viceversa invece se uno sa giocare a calcio a 5... A livello tecnico è più... Certo. E dal punto di vista fisico? Voi hanno preparazioni differenti. Ah, ok. Nel senso che una forse è più, diciamo, tipo il basket, il calcio a 5, sì, che non il calcio, sì, a 11. Ma apriamo una parentesi, voi ovviamente abbiamo parlato di staff tecnico, immagino che ci sia anche tutto l'aspetto, diciamo, certo, di preparazione. C'è un preparatore atletico, nel suo caso professionista, okay, che lo fa di mestiere, che segue la squadra da agosto. Cominciano con 5 giorni a settimana di allenamento con più sedute. Sì, quindi una preparazione vera. Abbiamo il nostro massaggiatore e i ragazzi sono seguiti certo, al 100%. Presidente, appunto si diceva che c'è questa differenza di realtà tra il calcio a 11 e il calcio a 5, voi siete il calcio a 11 vicinale di Spazzola, c'è anche un calcio a 5, c'è anche un calcio a 11 di Spazzola, avete un rapporto? Sì, c'è un rapporto, è capitato ancora che qualche ragazzo è venuto da noi, un po' meno che qualche ragazzo da noi sia andato da loro al calcio a 11, però potrà succedere in futuro magari. Mi dicevate che in altri paesi il settore giovanile del calcio a 11, paesi stranieri intendo, il settore giovanile del calcio a 11 partono dal futsal, giusto? Sì, c'è già più, diciamo, come si può dire, non una collaborazione, ma è nato proprio che partono dal futsal per poi arrivare al calcio a 11. Anche Barcellona è un esempio, ad esempio. Sì, il Barcellona è un esempio. Quindi il tiki-taka si impara facendo futsal? È la stessa società, Barcellona calcio 5, Barcellona calcio 11 e Barcellona basket, è la stessa società. Beh, Presidente, qua, se vogliamo fare un Vazzola simile Barcellona, bisogna andarsi a fare. Beh sì, oddio, non si sa mai un domani. Beh, ma anche adesso, avendo un numero di matricola unico, non dico a Vazzola, ma in qualsiasi società, lo stesso giocatore potrebbe giocare sia da una parte che dall'altra. Ok, ho capito. Quindi non si sa mai in futuro che si possa sfruttare anche questa situazione, però senza mai dire mai, insomma. Bene. Allora, Presidente, non ci resta che fare l'ultimo appello. Intanto possiamo farlo agli sponsor che hanno la possibilità di vedere questa società di così alto livello e di persone serie che sta prendendo piede, anzi che ha preso piede a Vazzola, ma può sempre crescere. E poi immagino sia da ringraziare tutte le persone che vi aiutano in questa che comunque è una cavalcata impegnativa. Sì, sicuramente ringraziare gli sponsor che ci sono e quelli presenti e teniamo le porte aperte per i nuovi e ringraziamo già. Dal punto di vista invece, immagino tutti i suoi collaboratori, insomma. Logicamente senza questi non si andrebbe da nessuna parte. Ringrazio appunto tutto lo staff tecnico appunto. Non abbiamo mai nominato l'allenatore, il suo nome? L'allenatore della prima squadra, Alessandro Peruzzetto, logicamente. Poi tutti quelli del settore giovanile, ovviamente. E poi ci sono tutti quelli del settore giovanile, il responsabile del settore giovanile che è Massimo Comin, appunto, che è giusto spendere una parola anche per Massimo, che appunto in questi anni ha dato veramente una mano per far crescere questo settore. E poi appunto Gian Domenico, il direttore sportivo, la Graziana Cescon che è la mia segretaria, diciamo, la segretaria di tutta la società, sempre a disposizione. E appunto attenzione, se cominciate a fare i nomi bisogna farli tutti, e se no diciamo e tutti gli altri, perché altrimenti sicuro che tanti che siete qualcuno no mi dimentico di fronte alla telecamera si dimentica. Non faccio tutti i nomi, appunto, ringrazio tutti, loro sanno appunto di chi intendo dire. No, anche noi adesso con il regista Federico, anche noi dobbiamo ringraziare il Miti Vicinalis, perché
ci ha donato questo gagliardetto che ovviamente affiggeremo con grande soddisfazione e piacere nella nostra redazione. Federico mi sente, penso di non sbagliare se dico che è la prima società che ci dona un gagliardetto, quindi un primato anche al Vicinalis di Vazzola per averci, e un ringraziamento ovviamente per questo regalo. E un'altra cosa che... Certo Alberto. Che dico che se qualcuno è sabato pomeriggio alle 4 certo. si trova in quella zona là di Vazzola, piuttosto che non sa come passare 2 ore e che è appassionato del calcetto, così del calcio 5, che quindi ci rende conto cosa vuol dire, siamo molto contenti se vuole passare in palazzetto. Ecco. Ovviamente il calendario sarà, perché avete i vostri social, avete il sito internet, quindi è facile scoprire quando gioca la prima squadra e anche quando giocano le giovanili, quindi davvero, come diceva Alberto Denardi, appunto, che ringraziamo anche lui della presenza, che è un dirigente della società, come diceva lui, ovviamente se si vuole scoprire qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo detto e fatto vedere oggi, le occasioni non mancano. Bene, non mi resta allora che ringraziare, partendo dal presidente Loris Masini, il direttore sportivo Gian Domenico Rui, il dirigente Alberto Denardi, tutti i rappresentanti del Miti Vicinalis Calcio a 5 di Vazzola, e non mi resta anche che salutare i nostri telespettatori e darvi appuntamento alla prossima puntata.